Buongiorno da Taglia di Po, siamo con l'assessore Marangoni e Alberto Marchesani per parlare di Epica dell'Acqua. Cos'è l'Epica dell'Acqua e cosa rappresenta per Taglia di Po, visto che sarà il momento di partenza di questo evento? Epica dell'Acqua per Taglia di Po rappresenta un momento di promozione del nostro territorio, in quanto è una long marathon che si terrà nel territorio del Delta, che come mi piace chiamarlo non Basso Polesine ma Delta del Po, e si troverà appunto in questo territorio e è promozione per il nostro comune perché partiamo proprio da Taglia di Po. Sono fiero che si parta da Taglia di Po, precisamente partiamo da Agorino Sullam, ma in verità partiamo dal ponte di barche che c'è a Agorino Sullam, che è stata per me e per questa amministrazione il punto di partenza della campagna elettorale. Proprio lì abbiamo fatto la foto, quindi questa cosa mi tocca particolarmente ed ecco perché ho voluto ospitare. Ospitiamo sì negli ostelli che ci sono giù da noi a Agorino Sullam tutti gli atleti che si ritroveranno e che poi partiranno venerdì per questa long marathon di 3 giorni. Ecco, prima edizione, chiediamo ad Alberto, sappiamo c'è stato il numero 0, questi invece entriamo veramente nell'agone sportivo di questo evento. E come si svilupperanno questi 3 giorni? Sì, la Epica dell'Acqua è una corsa non competitiva, quindi accoglieremo tra 40 e 50 corridori che si stanno ancora iscrivendo in queste ultime ore. Raccoglieremo giovedì 12 a Agorino Sullam. Da venerdì mattina ogni giorno percorreranno da sud a nord 30 km nel delta del Po per arrivare alla fine al giardino botanico di Porto Caleri. Ogni giorno affronteranno strade sterrate, asfaltate, argini, spiagge, pinete, valli da caccia e da pesca e mostreremo loro questo percorso meraviglioso, questo paesaggio che non tutti, anzi vedendo poi da dove arrivano, pochissimi conoscono. In questo caso, assessore, si parla di marketing territoriale. Lei so che ci tiene molto anche sia questo termine che portare turismo nel nostro territorio, turismo sportivo, turismo, come abbiamo detto spesso, importante, tipo ciclistico, però mancano un po' le strutture. Avete qualche notizia da darci rispetto a ciclabili, rispetto a... Vi do una notizia che non ancora avevo pubblicizzato. La settimana scorsa, anzi per l'esattezza l'altra settimana, c'è stata a Taglia di Po, per il comune di Taglia di Po, la prima riunione di quella che si chiama e si chiamerà Consulta del Turismo. Ho radunato tutti gli operatori che hanno attività ricettive e che hanno attività che riguardano appunto il turismo nel delta del Po. Li ho incontrati tutti quanti insieme, cioè in sala conferenze qui in Comunità di Po, per cercare di programmare quella che sarà l'attività che si vuole offrire a chi verrà a visitare il delta in Taglia di Po. Perfetto, ricordiamo tra le altre cose che la ricettività più ampia di tutti i 7 comuni del delta è Taglia di Po. Non abbiamo le spiagge, però i posti letto sono quelli più... Ce ne sono molti, infatti l'Epica dell'Acqua che partirà proprio dal Comunità di Po, ad esempio, sta sfruttando quelli che sono i nostri ostelli, dove tutti gli atleti e gli addetti stampa e tutto il personale che sarà presente il giorno della partenza vengono accolti proprio nei nostri ostelli. Ultima domanda ad Alberto, facciamo un riassunto, quindi una gara a carattere nazionale o anche internazionale. Delta di Boston che si è iscritto, un italiano che vive a Boston. La competizione che immaginatevi un circo di 100 persone malfrontate che si sposta da Agorino Sullam verso nord, uno spostamento in macchina, in bici e nella maggior parte di case a piedi. E a me piacerebbe che i cittadini di Taglia di Po, chi vuole, chi ne ha la possibilità, venisse il venerdì 13 ottobre alle 9 di mattina a fare il tifo, a salutare i nostri atleti dal ponte di barche e poi per dopo magari venire a incrociare o abbracciare all'arrivo la domenica. Perfetto, io vi ringrazio. Io voglio fare un complimento ad Alberto per il nome, perché Epica dell'Acqua mi piace molto. Bravo, complimenti. Grazie all'assessore, grazie ad Alberto. Naturalmente seguite nei social tutto questo evento, che sicuramente è un evento importante.